Viaggiavano su due carreggiate. Marco Grassetto, 50 anni, era diretto verso Padova, l'auto articolato invece verso Castelfranco Veneto. Era passata da poco la mezzanotte lungo la strada regionale 308 del Santo, quando nel territorio di Cadoneghe i due mezzi si sono scontrati. Un impatto devastante, quello tra la Polo di Marco Grassetto e il mezzo pesante condotto da un autista suo coetaneo. Per Grassetto, chef di professione residente a Padova, non c'è stato nulla da fare. Estratto dalle lamiere dei vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118 hanno tentato invano di rianimarlo, ma il suo cuore ha smesso di battere. Illeso ma sotto shock il camionista che vive a Cadoneghe. Sulla dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri. All'origine dello scontro frontale potrebbe esserci un malore o un colpo di sonno, ma solo le indagini potranno stabilire le cause esatte. La salma del cinquantenne è a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'ennesima tragedia lungo una delle arterie più pericolose di tutta la regione. Solo il 10 aprile scorso, in uno scontro frontale tra due auto avvenuto a Loreggia lungo la nuova strada del Santo, aveva perso la vita Alessandro Berdin, camionista cinquantenne di Due Ville.